Un balzo di 18 punti percentuali in più rispetto alle regionali. Anche in provincia di Venezia, il voto sulla proposta di riforma della giustizia del governo Meloni ha fatto registrare un robusto aumento di affluenza alle urne. Sulla riforma costituzionale si è espresso il 62% degli aventi diritto, 4% in più della media nazionale. Alle elezioni regionali ci si era fermati al 44%. E se in Veneto il sì alla riforma ha vinto 58 a 41, nel veneziano il risultato è stato molto più contenuto, 53 a 46. Ma soprattutto, ed è il dato più rilevante, c'è un'area che dal capoluogo prosegue per la riviera del Brenta e il Milanese, in cui a vincere è il no. Un'area che vede proprio nel comune di Venezia la bocciatura più forte della riforma governativa. 55% al no, 44% al sì, più di 10 punti di distacco, una forbice 2 punti sopra la media nazionale. Anche a Spinea ha vinto il no, 53 a 46. A Mira 52 a 47, a Milano 51 a 48. Dolo si è invece spaccata in due, 50,4% per il sì, 49,5% per il no. Diversa la situazione altrove, a partire dai due maggiori centri della provincia. A Chioggia è finita 62 a 37 per il sì, a San Donà di Piave 57 a 48. Risultati più in linea col complessivo regionale, per un'approvazione alla proposta del governo che raggiunge il 70% in comuni della costa come Caorle ed Eraclea. Ma a Venezia e il suo Interland, che in provincia pesano non poco in termini di popolazione, confermano una tendenza molto diversa, già peraltro preannunciata dalle ultime elezioni regionali, in cui Giovanni Manildo aveva battuto Alberto Stefani al fotofinish in un voto strettamente politico. Questa volta si trattava di modificare la Costituzione e la risposta è stata ancora più netta.